Anche la Movida trevigiana si è fermata al passaggio della Via Crucis nel Venerdì Santo in città. Un contatto in piazzetta Trentin voluto e ragionato nella processione partita dalla chiesa di San Francesco per ricordare gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, con le riflessioni tratte dai suoi scritti, ad iniziare dalla sua preghiera universale: Fratello Sole, sorella Luna. Laudato si, Signore, Centinaia le candele tra gli oltre mezzo migliaio di fedeli che dalla chiesa si sono spostati verso la prima stazione al Ponte de Pria, dove il dolore di Maria sotto la croce oggi è quello delle madri di tutte le guerre. Per le madri ucraine, russe, palestinesi e di tanti altri luoghi in cui i figli migliori sono sacrificati nella guerra, preghiamo. Te rogamus audi nos. Un palazzo municipale illuminato solo da ceri votivi ha accolto la folla di fedeli dietro alla secolare croce dei Battuti, uno dei simboli sacri di Treviso. Chiaro il riferimento ai nostri amministratori davanti al palazzo della comunità. Perché ci lasciamo volontariamente spogliare da tutto ciò che è superfluo, non spendibile per il bene comune. Infine la processione, dopo il passaggio lungo via Cornarotta, è arrivata ai piedi della cattedrale per l'adorazione del crocifisso in Duomo. Forte il richiamo del vescovo Michele Tomasi alla fratellanza e alla pace. Il nostro seguire questa croce significa che oggi abbiamo portato per le vie della nostra città ciò che importa a noi, a ciascuno e ciascuno di noi, ma alla nostra città, alla nostra comunità, per la nostra convivenza. Abbiamo portato tutte le povertà dei deboli, dei fragili, di quelli che forse non hanno risorse per vivere, ma di quelli che sono soli, abbandonati, per tutti quelli che non hanno risorse di senso, che potrebbero avere tutto, eppure non riescono a essere felici e non riescono a guardare al di là del loro sguardo ristretto, incontrando fratelli e sorelle con cui camminare insieme, con cui costruire una città bella, una città abitata di amore, di solidarietà e una città che continui a pregare per la pace